Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. Continuiamo a scoprire i segreti della seduzione attraverso le stelle. Allora do subito il ben ritrovato a Stefano Vighi, astrologo. Buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Allora, intanto, prima di iniziare a raccontare come si conquistano i segni dello zodiaco, diciamo subito che per contattarti basta andare sul sito www.astrologando.it. Poi c'è anche una bellissima pagina Facebook. Che è sempre Astrologando by Stefano Vighi, quindi facile da trovare. Così l'oroscopo siamo sereni tutti i giorni con le tue indicazioni. Ma adesso proseguiamo con il nostro viaggio nel cuore dei segni zodiacali. Eravamo arrivati alla Vergine, cerchiamo di raccontare come conquistarla. Questo è un segno anch'esso di terra, dominato da Mercurio, quindi siamo di fronte ad un'intelligenza, perché Mercurio è intellettivo, siamo di fronte a un'intelligenza molto più pratica, pragmatica, analitica direi, che è dettata proprio dall'elemento terra. La Vergine deve necessariamente capire, comprendere, analizzare, verificare. È uno sforzo continuo che gli viene dato in qualche modo karmicamente. Questo fa sì che la passionalità, l'amore, l'incontro, la spontaneità vadano un po' in secondo piano. Non a caso la Vergine ha l'esilio di Venere. Quindi dimentichiamoci che una persona dalla Vergine possa venire incontro a noi con grandi entusiasmi o lasciarsi andare immediatamente ad amori travolgenti o a passioni fulminanti. No, non è possibile, perché la Vergine deve, come ho detto, capire, deve prima verificare che la persona che ha davanti sia quella giusta. Qualche consiglio: la Vergine odia gli eccessi, odia le persone non pratiche, non pragmatiche, quindi dimostrare sempre una certa concretezza, buon gusto, perché è molto critica, è molto analitica, evitando eccessi, quindi dimostrazioni d'affetto in pubblico, cose strane, jingle varie. Ecco, questo può essere sicuramente un'indicazione, dopodiché basta aspettare. Una volta conquistata la Vergine, proprio per la sua propensione al servizio verso il prossimo, è credo uno dei migliori partner che si possano avere. Sta con noi per la vita, oh che meraviglia, allora dobbiamo iniziare tutti a cercare un Vergine. E adesso andiamo a scoprire la Bilancia. Questo è il segno che regge tradizionalmente la casa 7, che è la casa dei matrimoni e delle relazioni. In più la Bilancia ha il dominio di Venere, pianeta, come abbiamo visto anche per il Toro, il pianeta dell'amore. Quindi è inevitabile che la Bilancia debba scontrarsi con un discorso affettivo relazionale importante. La Bilancia mediamente odia essere single, più degli altri segni, perché vi è un bisogno proprio dei due piatti della Bilancia di andare e pesarsi, confrontarsi col prossimo. La Bilancia ha una necessità continua di conferme, di essere accettato e apprezzato dagli altri, e quindi c'è uno sforzo continuo di incontrare il prossimo. Non è difficile incontrare una Bilancia, la Bilancia mediamente è simpatica, è una persona che si lascia approcciare. Però attenzione, pesa moltissimo i dettagli anch'esse, è attenta agli equilibri, alle armonie, al buon gusto, alla raffinatezza, quindi benissimo una corte classica con la cena a lume di candela, i mazzi di fiori. La Bilancia adora essere corteggiata, ma sempre mantenendo un ottimo buon gusto. Se siete particolarmente gelosi, dovrete fare un piccolo sforzo, perché la Bilancia intellettivamente tradisce, magari non lo fa fisicamente, però a livello intellettivo ama conoscere, ama continuamente mettersi alla prova con gli altri. Quindi lasciamo che si confronti con qualcuno, poi alla fine in realtà dà molto peso alla relazione e all'amore. Alla fine torna comunque nella coppia, c'è un messaggio di speranza. Esatto, Bene, adesso scopriamo lo Scorpione. Scorpione, qui entriamo in un territorio abbastanza dark, nel senso che anche qui siamo in presenza di un segno d'acqua, quindi di sentimenti, di sensazioni molto forti, come si propagano appunto in questo elemento, ma al contrario del Cancro, lo Scorpione vive un sentimento un po' più, come ho detto, dark. Innanzitutto, che lo si voglia o no, lo Scorpione mette al centro delle sue relazioni l'aspetto sessuale, fisico, quindi nella seduzione, più che per gli altri segni, ha un ruolo molto importante l'alchimia, la chimica fisica, diciamo. Quindi ben vengano scollature vertiginose, tacchi alti, vestiti ad hoc perché insomma questo fa pulsare
moltissimo lo Scorpione. Non che lo Scorpione guardi solo a questo, al contrario è necessario colpire anche il suo intelletto. Lo Scorpione vuole essere stimolato continuamente. Per esempio, un altro consiglio che mi sento di dare è di non raccontare mai tutto allo Scorpione. Lasciate che lo Scorpione non sappia mai qualcosa di voi. Questo indurrà lo Scorpione a essere sempre attento, stimolato, ad essere intrigato dalla vostra personalità, e questo manterrà in vita un certo rapporto. Dopodiché diciamo che lo Scorpione spesso si trova in situazioni difficili e complicate perché ha una forma di sadomasochismo che lo porta a vivere situazioni un po' complesse. Non necessariamente sempre così, sa essere anch'esso un ottimo genitore, per esempio. Oh, bene, e adesso andiamo a esplorare il Sagittario. Sagittario, qui torniamo nell'elemento fuoco, come abbiamo già visto per l'Ariete e il Leone, necessaria grande lealtà. Il Sagittario è talmente leale da rasentare l'ingenuità, ma guai anche in questo caso a tradire la sua buona fede, perché è qualcosa che non perdonerebbe. È un segno legato al movimento, come segno di fuoco è passionale, ma allo stesso tempo ha bisogno di spostarsi, ha bisogno di indipendenza. Anche in questo caso è importante dimostrare una certa simpatia, una certa socievolezza, allo stesso tempo non dargli mai la sensazione di volerlo limitare o contenere. È pur sempre un segno che ama molto la compagnia, quindi ben vengano le relazioni dove si frequentano molti amici, dove si sta insieme. E altro consiglio, se volete proprio sedurlo, provate a invitarlo a fare un romantico weekend o un piccolo viaggio. Il Sagittario adora viaggiare e vi collegherà immediatamente a questa sua passione. Questa è una cosa che potrebbe funzionare. Sì, che meraviglia, esatto, questa è un po' la chiave, cercare di entrare nelle passioni di chi amiamo, è un po' la chiave per andare avanti e avere dei rapporti Non sempre facile. duraturi. Adesso passiamo al segno del Capricorno. Di tutt'altro registro, questo segno di terra piuttosto severo e piuttosto austero. È ovvio che il Capricorno necessita di tempi molto lunghi prima di entrare in una relazione e necessita di persone che sappiano dimostrare quello che lui vuole, cioè serietà, solidità, affidabilità, eccetera. Quindi lui ha bisogno di persone che non si lasciano andare a eccessivi fronzoli, che non si lasciano andare ad eccessi troppo romantici o troppo naif, persone serie, composte, abbastanza austere, che diano l'impressione di essere adatte per una relazione stabile, Certo, e duratura. Insomma, Quindi, un po' di equilibrio. evitare fusioni di amore in pubblico, evitare tutti questi eccessi. È severo, però essendo anche severo, essendo anche solito, diventa poi un marito o una moglie, magari non dai grandi slanci emotivi, ma dalla grandissima solidità e dalla grandissima presenza. Sicuramente anche questo è un ottimo genitore, perché con Sì. basi così solide. E adesso andiamo a vedere l'Acquario. Questo è un segno, pur sempre, secondo l'astrologia tradizionale, governato da Saturno, ma completamente diverso, perché al contrario del Capricorno detesta il conformismo, ama l'originalità, le cose anticonformistiche, quindi ben vengano le persone che dimostrano di essere particolari, originali, che non si conformino, cioè, a quello che è lo status normale. All'apparenza è un segno molto simpatico, anzi lo è, un segno simpatico e molto disponibile, ma attenzione, è molto più selettivo di quello che sembri, proprio perché Urano nel segno è importante, quindi ha bisogno di percepire qualcosa che esca dalle regole. Altra cosa, l'Acquario non ama, allora innanzitutto la sessualità per esempio non è in cima alle sue priorità per l'Acquario, ama forse di più un erotismo di tipo mentale, cerebrale, piuttosto che qualcosa di concreto. Quindi sfugge e rifugge tutte quelle cose che possono essere le gelosie, strane passioni. Vive veramente a un livello molto aereo, diciamo, la sua relazione. Quindi se volete mettervi con una persona dell'Acquario, sappiate che vivrete probabilmente una relazione abbastanza particolare, un po' speciale, dove certi canoni classici dell'amore verranno messi da parte. Certo, una forte intesa intellettuale, diciamo. Probabilmente ecco. sì. E adesso andiamo all'ultimo segno, quello dei pesci. Il tuo? Sì. Quindi qui devo stare attento a Sì, quello mi che raccomando, attento perché io sto così con le dita incrociate, Dimmi cose positive. Assolutamente, ma no, il segno dei pesci è un segno che oltre ad essere un segno d'acqua ha l'esaltazione di Venere, quindi vive d'amore, è una fonte inesauribile di amore, di sentimento, di tutte queste cose. L'unico problema dei pesci è che in questo suo rifiuto delle strutture, di tutto ciò che è stabile, precostituito, eccetera, si perde. Per cui l'amore è il segno un po' degli amori mancati, dei rimpianti e dei rimorsi, perché si perde. Allora,
il partner che magari non ha abbastanza pazienza, dopo un po' si stufa e lascia il pesce a perdersi intorno alle sue... Sapevo Stefano che saremmo arrivati a questo punto, è il destino di noi pesci. Però chi riesce a essere tenace o vincerla, averla meglio diciamo sui pesci, poi veramente trova un piccolo tesoro, perché i pesci sanno amare in modo totale, dedicato, dando grandissime soddisfazioni per chi sta con loro. Bene, allora grazie Stefano, ti ringrazio anche personalmente, i pesci diamo tantissime soddisfazioni, mi raccomando. Allora Stefano, ricordiamo a tutti i telespettatori come trovarti, una pagina Facebook molto bella, ma anche un sito che si chiama? Il sito si chiama www.astrologando.it, dove potete trovare previsioni della settimana, notizie, approfondimenti, curiosità. Se no su Facebook, sempre sul sito Astrologando by Stefano Vighi, trovate anche lì ogni giorno degli aggiornamenti, novità, notizie, curiosità. Certo, e poi con Sette Sera noi piano piano ci rivedremo e terremo Speriamo. sott'occhio quest'anno, l'amore, insomma, la fortuna, i soldi, scopriremo un po' tutto insieme. Va bene? Volentieri, volentieri. Grazie Stefano, grazie a voi, adesso c'è il minutino di Vinchef, un pochino di pubblicità e torniamo con un appuntamento speciale. A dopo!